speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni. Ben ritrovati agli amici di Radio Veneto 1, nuovo spazio di approfondimento per presentare candidati e programmi in vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo. Nostra ospite Sonia Fregolent, candidata al Senato per il centrodestra, la Lega Nord. Ben trovata, grazie per essere con noi. Grazie a voi per l'invito. Sonia Fregolent, candidata nel collegio uninominale del Senato, come accennavo, il collegio numero 2, in sostanza quello dell'area del Montebellunese e della Castellana, oltre che della provincia di Belluno e anche di parte della provincia di Venezia, e poi candidata anche nei collegi plurinominali senatoriali, sempre a Treviso e poi anche in altri collegi. Oltre, lo ricordo, è anche sindaco di Sernaglia della Battaglia. Uno dei punti del programma della coalizione che lei rappresenta, Sonia Fregolent, è la tutela dell'ambiente, o meglio, l'ambiente visto come difesa ma anche come risorsa economica. Certo, all'interno del programma c'è tutta una parte strutturata relativa all'ambiente. Partiamo anche dall'assunto che l'ambiente non ha, a mio avviso, una colorazione politica e non è che qualche partito se ne possa attribuire la paternità. Ecco quindi che diventa, a mio avviso, fondamentale una politica trasversale che vada a far comprendere e a sensibilizzare sempre di più nei confronti di tutto ciò che è ambiente, quindi difesa del suolo, dell'aria, dell'acqua. All'interno del programma quindi ci sono tutta una serie di proposte relative alla green economy, relative anche al recupero e quindi all'utilizzo zero del suolo, in modo tale da recuperare i centri storici, da migliorare qualitativamente anche gli edifici, ma anche per creare economia. Lavorare attorno all'ambiente è sicuramente un punto di partenza e non di arrivo, perché poi lo vediamo, i cambiamenti climatici sono all'ordine del giorno, le catastrofi naturali anche, quindi saper contemperare il rispetto dell'ambiente con non solo come tutela ma anche come risorsa diventa fondamentale. Ambiente, noi viviamo nel mondo, secondo me nel paese più bello al mondo, abbiamo veramente una varietà di paesaggi e di peculiarità che sono assolutamente da valorizzare, attorno alle quali si può creare un mondo e un volano economico importante. Assieme a questo bisogna sfruttare anche tutto quello che sono le nuove energie e quindi tutto quello che è l'elettrico, tutto quello che poi il solare e le pompe di calore, o comunque quello che ci può portare a far sì che i nostri edifici siano ad impatto di emissione zero, consapevoli che questo mondo lo lasciamo in eredità e che quindi siamo tenuti a darlo alle future generazioni al meglio, perché tanti danni li abbiamo già fatti. Bisogna quindi insistere anche sugli incentivi, sgravi fiscali, proprio per favorire, ad esempio, riguardo quest'ultimo aspetto che citava, della conversione degli edifici verso un maggiore risparmio energetico, e comunque anche insomma per altri settori. Guardi, io come sindaco, noi abbiamo efficientato 2 palestre, stiamo efficientando un altro edificio sempre pubblico. Credo che in alcune, il limite di questa norma, che spinge e che può essere migliorata sicuramente in un prossimo futuro, è che qualche volta ha più senso abbattere che recuperare, perché i costi del recupero talvolta sono maggiori rispetto all'abbattere appunto l'edificio. Il dare però degli incentivi per l'abbattimento o il recupero, soprattutto degli edifici vecchi, chiusi, che abbiamo spesso e volentieri nei centri abitati, che non sono soggetti a vincoli paesaggistici o belle arti, perché comunque magari costruiti negli anni 70, ma non più rispondenti alle esigenze
esigenze delle famiglie, quindi spesso si chiudono e si cercano fuori o si acquista fuori dal centro abitato, andando quindi a impoverire proprio il tessuto anche urbano, penso possa essere un supporto non solo alle famiglie ma anche all'economia che poi si genera andando a recuperare o a ricostruire questi edifici. Una battuta telegrafica in conclusione, la Regione Veneto si è dotata non da molto, da poco tempo, insomma, di una legge sul consumo zero di suolo, un obiettivo da perseguire e raggiungibile, secondo lei? Insomma, non è un mistero che nei decenni scorsi lo sviluppo economico, tra tanti benefici, purtroppo abbia portato anche costruzioni disordinate. Voi sindaci, insomma, ne sapete bene. Sì, io credo che sia stato sicuramente un aspetto positivo quello che è stato questa legge che è stata approvata dalla Regione Veneto. In questo senso poi si muovono tantissime forze politiche, quindi noi, la Regione Veneto è stata anche precursore rispetto appunto a quello che si dice in tanti altri programmi elettorali. Ripeto, diventa un valore aggiunto nel momento in cui al consumo zero del suolo si associano magari dei contributi per il recupero, l'abbattimento, il rifacimento di edifici che magari adesso sono in zona anche urbana, nel tessuto urbano, chiusi e che dovrebbero appunto essere rivalorizzati e rimessi sul mercato. Grazie a Sonia Fregolent, candidata al Senato per la Lega Nord, la coalizione di centrodestra. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Grazie anche da parte mia, vi rinnovo l'invito a seguire i prossimi spazi di approfondimento dedicati alle elezioni politiche 2018, sempre sui canali di Veneto 1. Speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni.